Buongiorno. Buongiorno Alex. Quest'estate, quando andrai in vacanza? Non lo so Alex, probabilmente a cavallo del Ferragosto. E dove lo trovi? Un cavallo a Ferragosto? Ma quale cavallo? Chi? Ti noleggio un cavallo per Ferragosto. Ma chi c'è? Ma mica in vacanza ci vado con cavallo, chi? Complimenti. Per che cosa? Chi? Sai andare a cavallo. Alexa, ma io nemmeno ci so andare a cavallo, chi? E allora, perché ti cimenti in cose che non sai fare? Alexa, andare a cavallo del Ferragosto è un modo di dire, non è che vado a cavallo al Ferragosto, chi? Non sono né John Wayne e manco Terence Hill, ma poi io, se te la devo dire tutto, proprio ho paura di andare a cavallo, diciamo, preferisco viaggiare più basso. Se vuoi, ti noleggio un pony. Un ponito sorella. Manco un dosto, ci voleva fare veramente una sorpresa. Me lo ha sto bello piacere. È stato sopra, sotto, di lato, di fianco. Non c'è. E dopo? E che? A non pare uno buono. Oh! A te ne resti in coppo. Che ci fai qua? Salve. Salve. Me lo ha sto piacere di farti una sorpresa. Perché io me? E perché chi è da me secondo te che so qua? Ho venuto perché per te che finalmente dico ti posso fare una bella canzone d'amore. Fammela una canzone, cioè no per mia, dico falla una canzone d'amore. Posso cantare? A cantare, devi cantare, ma cantare una canzone d'amore di chi di belle che fanno venire le lacrime all'occhio. Vai, che è un documento. Disgraziata, mi fa fare i gusti, mi dà banna, ma fare i sauna a me, alla mia età. Stavo detto di cantare una canzone d'amore e non me la cantaste. Ma perché che amore di chi sta un coppio di legno in testa? Io durassi un coppio. Beh, ma non è. Uno è del sicuro telefono, a balla. A balla. Nesci, ottin, disgraziato, ottin. Sono di pessi. Questo piano fatto. Ma manco sape suonare. Neanche lo sa suonare. Don 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 don. Io sì, che saccio suonare piano fatto. In cucina, un disastro. Chi cucinava? Cucinava. Un toast, una tantum. Dove sono finite quelle mamme? Mia madre che era sempre andare a cucina con la mappina sempre nella sbarra, sempre la mappina, sempre così, mia madre. Così. Dove sono finite le donne che stavano in cucina? Venivo, niente. Infatti, diciamo che lei, come ho già raccontato negli altri momenti passati, lei predileggeva il ristorante, lei voleva andare al ristorante, il ristorante di il ristorante che tu vedi un cameriere che cammina con queste piatte, hanno queste piatte, c'è il ristorante che hanno queste piatte enormi, che tu le coperti ci dai, che bello che c'ha essere da dentro, una cacatella di pasta al centro, una poca di minchiate intorno. E io mi sono lì che una volta andammo in un ristorante che avevano, questi ristoranti facevano le pietanze tipiche, tradizionali, ma per essere un po' alla pace, no? Per essere più gourmet, ci modificavano i nomi, che ti confondevano. Una volta ho preso il menù, quello l'ho letto, c'è come antipasto, guardi come antipasto, perché parlano così, come antipasto posso portare del formaggio di pecora stagionato con del miele di acacia. Mi scusi, formaggio di pecora stagionato è pecorino, certo, e poi con giù scrive pecorino, si è chiamato sempre pecorino, con del miele di acacia, no pecorino. Allora mi dice, sì, Gio, hai catarro? Dice no, allora me lo so fottesse lei. Oppure se è compreso nel prezzo, me lo porti in una vaschetta, io lo do a mio figlio che stanotte rantuleava, capace che come le spetture al bicchiere. Oppure, se non le posso portare del pomodorino soleggiato. Di grazia, che cos'è il pomodorino soleggiato? Pomodoro secco. Tu congiungi il punto secco. Se si è chiamato sempre secco, perché secco, si dice secco, si è chiamato sempre sì. Non è che se tu verrà uno magro, mensacciata che ci mi chiamassi, il soleggiato fuori, che ci dice? Oppure se vedono a me che mi hanno a dire, che chiama sempre all'ombra da fare. Pomodoro secco, pomodoro soleggiato. Oppure possiamo passare, diciamo, al pesce e le porto una insalata di code di polpo.
insalata di code di polpo. Puta, Leo, mi fa avere un po' poca cura, ma per saperne parlare, attenzione, giusto per capire, che io mi sono visto tutti i documentari e poi cioè, avevi granfe, si chiamano granfe, tentacoli, come li vogliamo chiamare, da noi si dicono granfe. No, la coda di polpo. Oppure, se no ce le posso portare una dadolata di ortaggio violaceo in agrodolce. Era la caponata, l'ortaggio violaceo era la melanzana. Oppure, se no le posso portare un timballo di piccoli anellini al raguttino artigianale. Era la paistofoglio. Io non ci ho visto che mi sono alzato, lo guardo sento amico mio, non se l'abbia mai. Per me la signora, gentilmente, cannule secche di acqua e farina. E che dice, che cos'è? La pasta. In matrimonio con piccoli pesci azzurri tirrenici, i side, in un letto di piccoli omosessuali incazzati. Cioè, che cos'è? O fenocchietto saibatico, ti piace così? Mi si diano i vicini di casa, con si fanno i fatti propri, sanno infilare sempre, sanno ammiscare. Il mio vicino di casa mi ha detto che il mio cane è pericoloso, me lo devo tenere stretto perché l'altro giorno è andato, ha preso una signora con la moto. Ci disse, punto primo, il mio cane moto non ne ha, quindi è impossibile questa cosa. E poi al mio cane ci si dia chiossate mia, quindi se passa qualcuno, lui al massimo si mette sul marciapiede e li sfotta a chi passa, non è che si ci mette a correre ad abbaiare. Ma come non ci si dia? Ma pensandoci bene, io non ho manco un cane. Do re mi fa, sol la si do, sol la si do, sol la si do. Ma sei bravissima! Bravo il suo maestro di musica! Mi piacciono tutte queste do, re, mi, fa, to, la, to. Bello, mi piace! Allora, cosa c'è, dai? Descrivi una scala musicale. Un po' facile questa si capisce che sono domande per bambini. Scrivi: al centro commerciale, a Natale, mettono la musica nelle scale. E fa pure rima. Jingle bell, jingle on the well. E così una scala diventa scala musicale. Papà, ma come si scrive Jingle Bell? E che ne so, amore mio, che sono Babbo Natale io. Perché sono importanti le note? Perché se ne prendi molte si boccia. A cosa serve la chiave di violino? Serve per aprire il portaviolino per prendere il violino. Ma il maestro ha detto che domani ne dobbiamo portare una. Amore mio, ma io a quest'ora dove la trovo una chiave di violino? Non è che... Fa una cosa, portaci la chiave inglese e vedi se va bene. Cosa è una nota vocale? Su WhatsApp, quando ti scoccia a scrivere, si fanno le note vocali che devono essere brevissime perché altrimenti non le ascolta nessuno. Qual è la differenza tra suono e rumore? Ah, questo è facile. Il suono è qualcosa di gradevole, il rumore è qualcosa di sgradevole. Perfetto. Allora facciamo una cosa, vediamo se hai capito il concetto. Cos'è? Suono. Bravissima. Ora ascolta questo. Cucciola, c'è l'immondizia da buttare. Ma questa è la mamma. Brava. E quindi che cos'è? Suono? Rumore. Scrivi mamma uguale rumore. Cosa è un flauto dolce? È una merendina mulino bianco. Pronto? Ciao. No, mi dispiace, ma sto facendo fare i compiti a mia figlia di musica.
4 fesserie ci fanno fare ora, nel 2021 4 fesserie ci fanno fare. Sì, non è come ai tempi nostri, i picciotti non sanno niente. Sì, infatti la sto aiutando io, sto venendo, va bene, mi raccomando. No, lo so. Sì. Meno male che mio padre ha studiato musica. Me lo faccio da sola, perché come si dice, meglio sola che male accompagnata. Sei l'ultima. Pierino dice alla mamma: mamma, ho trovato un pelo nella pasta. E la mamma gli risponde: non può essere, Pierino, l'ho fatta con i pelati. Sei l'ultima.